Eder, Mech, Pallister. Chi segue il caso Resinovic da tanto tempo spera che i protagonisti possano vivere a lungo, abbastanza a lungo da sapere come realmente sono andate le cose. Sterpin 15 giorni fa a Trieste l'avevo visto in ripresa, però da ieri sembra un po' stanco. Vediamo come sta oggi. Male purtroppo, infatti io voglio sperare per me che questo intervento che faccio sia l'ultimo per almeno un mese. Voglio prendermi un mese, me ne scappo da Trieste, dal mondo, e vado a rifugiarmi da qualche parte. Ho bisogno di ricaricare fisico e mente, ma veramente sento uno straccio. Non ho problemi grossi, anzi, e mi ringrazio il Padre Eterno che mi conserva nel migliore dei modi. E il problema era che io non avrei mai pensato, diciamo 3 anni fa o 4, di poter trovarmi oggi in questa situazione. E mi trovo a soffrire con una Lilli che non c'è più. Io avrei potuto passare magnificamente gli ultimi pochi anni di vita che mi rimanevano, e invece li passerò malissimo, ma farò di tutto perché i responsabili, che non può essere uno solo, paghino quello che hanno fatto. E tra i responsabili io metto anche chi non ha fatto le indagini che doveva. Le indagini all'inizio sono state 0, la procura ha impiegato 1 anno e mezzo per tentare di suicidare Liliana. Solo uno scemo può immaginare che lei si possa essere suicidata in quelle condizioni. Cioè, come? Come lei è andata là, è rimasta lì ferma per 20 giorni, avrebbero trovato dopo 20 giorni, se lei era lì da 20 giorni, straccetti dei suoi vestiti. Liliana era scomparsa, sotto c'erano famiglie a 10 metri da lei, vivevano famiglie di cinghiali. Li abbiamo visti e fotografati, non loro, ma i loro segni, gli escrementi a 3 metri dal corpo di Liliana, escrementi e scavi fatti dal cinghiale, per cui se la sarebbero mangiata in 2 o 3 giorni. Qualcuno non ha voluto fare indagini, questo è, purtroppo, ma è così. E io voglio sperare di riuscire ad aprire una porta che è ancora semichiusa, altro che suicidio, altro che... Lei è stata pestata violentemente e qualche giudice ha avuto il coraggio di dire che si è procurata quei segni sulla faccia sbattendo contro gli alberi del bosco. Io gli auguro che succeda a lei quello che ha immaginato di dire a Liliana. Tutti quelli che all'inizio hanno detto che Lili, e tuttora c'è qualcuno che lo fa, che si è suicidata. È impensabile. Una persona che ragiona appena un poco con la testa non può immaginare un suicidio così. Non lo può immaginare. Come si è suicidata? È andata lì volando? O si è suicidata in casa e dopo si è spostata? Lei non poteva essere là da più di 2 giorni. Dove è andato a finire? Lei era piena di pollini. Io benedico veramente tutti i mass media che all'inizio hanno contribuito fermamente a non far archiviare questo caso. Il medico legale Costantinides è sicuro di non aver sbagliato. Io voglio sperare che dovrà ricredersi, perché ripeto per l'ennesima volta, non c'è un solo modo che può spiegare un suicidio fatto da Liliana in quel posto e soprattutto in quel modo. Lei non aveva altri segni fatti 20 giorni dopo del suo, o 10 giorni dopo della sua morte. Lei si è morta il giorno 14, è stata tenuta da qualche parte dove c'erano dei pollini d'api, ne era piena in testa e sul petto. Da dove sono venuti? Dove è stata trovata lei? Le api non ci sono mai state in quel posto. Viceversa ci sono stati i cinghiali che se la sarebbero mangiata in 2 giorni. 2 giorni, 2. Non è possibile parlare di suicidio
in queste condizioni? Dove si è suicidata? Lì? O si è suicidata in casa e dopo a piedi è venuta a posarsi là? Ma dai, stiamo rasentando il ridicolo. Il suicidio è ridicolo. Lei è stata pestata, tutti i pestoni che si trova sul viso. Ma dove se li è fatti? Il pernocolo in testa, la lingua rotta, dappertutto piena di segni, di pestoni. Lei è stata selvaggiamente picchiata. Prima di essere soffocata è stata selvaggiamente picchiata e nessuno ce l'ha voluto dire perché si è fatta quei segni sbattendo contro gli alberi del bosco. Questa è una bestemmia al Padre Eterno. Va tutto benissimo, meno manca l'ultimo tassello, quando e chi l'ha portata là. È impossibile che lei sia rimasta lì 2 notti. 2. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.